Tutto è pronto a Nuoro per la quarta edizione di Israel, il Festival del Cinema, in programma nell'Auditorium del Museo del Costume dal 7 al 12 maggio. Una rassegna dedicata al cinema del reale, ideata e organizzata dall'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, col contributo della Sardegna Film Commission e della Fondazione di Sardegna. Il ricco programma della manifestazione è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella biblioteca dell'ISRE. All'incontro sono intervenuti Giuseppe Pirisi, presidente dell'ISRE, il regista Alessandro Stellino, direttore artistico di Israel, Nevina Assata, direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission, il regista Ignazio Figus. Un festival in crescita che proporrà 36 film che inseriscono la rassegna nuorese a pieno titolo nei circuiti nazionali e internazionali. Dagli appuntamenti dell'edizione 2019 di Israel, la retrospettiva dedicata a Roberto Minervini, il regista marchigiano, a cui nuova opera Che fare quando il mondo è in fiamme sarà nelle sale il 9 maggio. Inoltre un'attenzione particolare verrà dedicata ad altri due esponenti internazionali del cinema del reale, la regista francese Claire Simon e il filmmaker colombiano Camilo Restrepo, che insieme a Minervini saranno presenti al festival per incontrare gli appassionati e parlare delle loro opere. Il concorso internazionale vedrà in lizza 9 film, 8 dei quali saranno presentati in anteprima nazionale. La giuria sarà composta dal regista turco Gurka Keltek, vincitore della seconda edizione di Israel, dallo statunitense Aidan Guest, direttore dell'archivio film di Harvard, e dall'antropologa italiana Rossella Ragazzi. In collaborazione con la Sardegna Film Commission partirà anche il progetto di un laboratorio sul cinema del reale, in cui prenderanno parte 50 giovani professionisti tra registi, produttori, critici e studiosi di cinema, che formeranno una giuria giovani e che insieme agli studenti di antropologia parteciperanno ad una serie di incontri e masterclass.